Benvenuti al 12° incontro con la storia d'Italia. Tratterò dell'impiego dei bersaglieri in Cina e della guerra italo-turca del 1911-1913. Non a conquista, ma solo a difesa del sacro diritto delle genti e dell'umanità calpestata, voi vi recate in lontane regioni ove la nostra bandiera è stata calpestata. Andate dunque fiduciosi, io vi accompagno col cuore e Dio benedirà le vostre imprese. Sono le parole che il re Umberto I pronuncia ad un battaglione bersaglieri in partenza per l'Estremo Oriente nel 1900. In quegli anni, in Cina, che contava circa 300 milioni di abitanti, scoppiò e si estese una rivolta di una setta segreta, detta dei Boxers. Tale ribellione, che coinvolgeva un gran numero di organizzazioni cinesi popolari, era rivolta contro l'influenza straniera colonialista. La rivolta ebbe come base sociale molte scuole di Kung Fu, identificate come scuole di pugilato, che inizialmente utilizzarono il nome di Pugili della Giustizia e della Concordia, che i missionari resero solamente come Boxer. Tale organizzazione era sostenuta in parte dal clero, da intellettuali e dal governo, il quale tuttavia tenne un comportamento incerto e contraddittorio. Questo risentimento crebbe tanto da portare alla distruzione di ciò che gli occidentali avevano costruito: aziende, auto, linee telefoniche, eccetera. Anche se il governo cinese condannò questi atti, di fatto non perseguì i responsabili. Nel giugno del 1899 ci fu l'assalto dei Boxer alle concessioni straniere in Cina, sostenuto anche da reparti dell'esercito regolare con il tacito consenso dell'imperatrice madre Cixi, detta Cixi, che governò la Cina per quasi 50 anni dal 1861 al 1908. Quando poi il 31 dicembre 1899 venne ucciso un missionario protestante inglese, il corpo diplomatico cominciò a preoccuparsi e chiese alle autorità cinesi la messa fuori legge dei Boxer e nel frattempo inviarono delle navi russi, inglesi, francesi, statunitensi, tedeschi, giapponesi, italiani, austriaci a Taku, che era il porto più vicino a Pechino. La mattina successiva fu trucidato il plenipotenziario tedesco barone Clemens Freiherr von Kettler, ucciso per le strade di Pechino da un capitano manciù. L'esercito regolare cinese e i Boxer assediarono il quartiere delle legazioni per 55 giorni, sino al 14 agosto 1900. In esso trovarono rifugio 473 civili stranieri, 451 soldati di 8 paesi diversi, fra i quali c'era una compagnia di bersaglieri, e oltre 3.000 cinesi convertiti al cristianesimo con i loro servitori. A questa dichiarazione di guerra, Germania, Francia, Russia, Austria, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti e Giappone risposero inviando un corpo di spedizione di circa 20.000 uomini che occupò Tientsin e, raggiunta Pechino, riuscì a liberare gli assediati. Dall'episodio della liberazione della legazione a Pechino è stato tratto il film 55 giorni a Pechino, uscito nelle sale cinematografiche il 3 ottobre 1963. Il 29 agosto 1900 giungeva a Taku una seconda squadra navale italiana composta dagli incrociatori corazzati della Regia Marina Vesuvio e Stromboli e dai piroscafi Java, Minghetti e Singapore della Compagnia Navigazione Generale Italiana al comando dell'ammiraglio Camillo Candiani. Il corpo di spedizione era comandato dal colonnello Vincenzo Garioni.
Di questo corpo di spedizione, costituito da reparti di artiglieria, fanteria e genio per un totale di 2000 uomini, faceva parte un battaglione bersaglieri Estremo Oriente, comandato dal tenente colonnello Luigi Agliardi, del 5° reggimento, su 4 compagnie di formazione. Il 2 ottobre 1900 attaccano Forte Chan Ai Quan, dove pochi uomini della prima compagnia tengono testa e respingono 150 cinesi ed un reparto di cavalleria. È un atto di coraggio e di forza che stupisce alleati e nemici. Dopo una lunga marcia durata un'intera giornata, attaccano con sorpresa notturna il 3 novembre 1900 la località di Kunashken, fortemente presidiata da truppe imperiali, destando l'ammirazione delle truppe tedesche combattenti al loro fianco. Taku, Tientsin, Pechino, Peitang, Shanghai, dove la condotta del maggiore Luigi Agliardi è tale da far leggere negli ordini del giorno delle potenze alleate il 21 maggio 1901 espressioni di compiacimento, di entusiasmo e di ammirazione per lo slancio e lo zelo con il quale i bersaglieri hanno combattuto a fianco dei più preparati eserciti del mondo. Agliardi è insignito dell'Ordine Militare di Savoia ed i governi alleati ottengono più tardi ed in perpetuo da Pechino un lembo di terra nel cimitero della città per i camerati caduti nell'impresa ed in esso ancora oggi riposano tanti bersaglieri. I superstiti, circa 1500, prima del ritorno, vollero scolpire un ricordo marmoreo per ogni tomba ed erigere un monumento a ricordare i marinai che caddero combattendo al loro fianco. Il primo rientro fu effettuato il 4 agosto 1901 e lo sbarco a Napoli il 12 settembre. Il 28 settembre 1911 il governo italiano, sotto la guida di Giovanni Giolitti, comunica a quello turco, che aveva il dominio della Libia, di essere costretto ad occupare la Tripolitania e la Cirenaica per proteggere gli italiani ivi residenti e per sottrarre tali regioni allo stato di disordine ed abbandono. La presenza italiana in Libia era iniziata da anni e aveva visto il suo massimo sviluppo con l'apertura di numerose agenzie del Banco di Roma e l'apertura di 2 linee di navigazione. Il 29 settembre 1911 l'Italia dichiara guerra alla Turchia, che deteneva il protettorato appunto sulla Cirenaica e sulla Tripolitania. Per le operazioni fu costituito un corpo di spedizione al comando del generale Carlo Caneva, di cui facevano parte l'11°, l'8° ed il 4° reggimento bersaglieri, che sbarca in Tripolitania ed in Cirenaica tra il 5 ottobre e il 13 dicembre del 1911. In particolare i reparti bersaglieri prendono terra rispettivamente a Tripoli, ad Homs, a Bengasi, dopo una brillante preparazione della Regia Marina Militare e le preventive occupazioni effettuate da parte dei coraggiosi marinai. Ogni reggimento poteva contare su 2000 uomini. Settore Tripoli. Vi operava l'11° reggimento bersaglieri, comandato dal colonnello Gustavo Fara. I bersaglieri sono accolti festosamente con atti di sottomissione. La mattina del 23 ottobre 1911, truppe regolari turche e bande arabe attaccano violentemente gli italiani nell'oasi di Sharashat. In un primo momento sono respinti, ma ricevuti rinforzi attaccano nuovamente. I bersaglieri contrattaccano e passano alla famosa scherma di baionetta e stanno per respingere gli attaccanti quando all'improvviso alle loro spalle si apre un nutrito fuoco di fucileria da parte della popolazione dell'Oasi, che nei giorni precedenti aveva ricevuto cure e rancio dai generosi bersaglieri. Il reggimento è costretto a fronteggiare il nemico che incalzava da 3 lati. Malgrado l'indomito coraggio, l'11° perde alcune posizioni e molti bersaglieri vengono feriti, fatti prigionieri, massacrati e hanno 500 morti.
Scesa la notte, i bersaglieri, malgrado siano stremati, riescono a riconquistare alcune posizioni. Nell'aprile del 1912, nuova azione travolgente dei bersaglieri dell'11°, che nel frattempo avevano ricevuto rinforzi, ed i turchi e gli amici arabi sono costretti ad una precipitosa fuga inseguiti dai bersaglieri sino al confine tunisino. Avevano imparato che con i bersaglieri era meglio tenersi alla larga. Tutta la zona di Tripoli è saldamente in mano agli italiani. Settore Homs. Nell'area opera l'8° Reggimento Bersaglieri, comandato dal colonnello Giovanni Maggiotto. Appena sbarcato il 18 ottobre 1911, provvede alla fortificazione della città. Il 28 ad Homs, gli arabi turchi attaccano con forze numerose provviste di cannoni, mentre alle spalle dei bersaglieri la popolazione araba è in rivolta, ma viene rapidamente sedata. Il generale Caneva ordina a Maggiotto di abbandonare l'oasi e di ripiegare. Il Maggiotto rispose: fino a quando un pennacchio di bersagliere ondeggerà per l'oasi di Homs, la bandiera della patria garrirà al vento sui minareti della piazza. Non mi ritiro. Con una serie di contrattacchi riesce ad avere la meglio sul nemico che si ritira. Ricevuti rinforzi, l'11 febbraio 1912 occupa una serie di alture denominate Mergheb, che dominano Homs. Numerosi attacchi del nemico rinforzato da cavalleria sono tutti respinti. Quella che doveva essere una passeggiata si trasforma in una lunga guerriglia, in un paese sconosciuto, con basi offensive che partono dall'interno desertico per noi inesplorato. Il colonnello Maggiotto, in occasione della campagna di Libia, scrisse la canzone Il Silenzio per rincuorare i suoi bersaglieri che erano stremati dalle lunghe marce nel deserto. Morto nel 1936, volle riposare nel sonno eterno accanto ai suoi bersaglieri, caduti nella battaglia di Homs. Sul monumento funebre, eretto a ricordo degli eroici bersaglieri, fu incisa questa epigrafe: «O morti gloriosi, con l'onda del mare vi bacia la patria». Queste sono le parole del silenzio di Maggiotto. Dormiam compagni, scoccate è l'ora, di già il silenzio per noi suonò. Saluteremo la nuova aurora, allora che il corpo ben riposò. Su noi compagni scendono a frotte dolci pensieri, sogni d'amor. Le nostre mamme certo stanotte ci han benedetto con tutto il cor. Buonanotte, buonanotte. Settore Bengasi. Opera il 4° Reggimento Bersaglieri, comandato dal colonnello Iginio Maltini ed altre unità sotto la guida del tenente generale Giovan Battista Ameglio. Queste truppe compiono imprese straordinarie ed i bersaglieri accorrono ovunque ci sia da attaccare o da respingere. Famosa resterà nella Libia l'oasi delle Due Palme, che dopo violentissimi combattimenti viene conquistata il 12 marzo 1912. Egeo e Rodi. Il governo italiano, retto da Giovanni Giolitti, stima opportuno, per non prolungare la guerra in Libia, di colpire la Turchia nei suoi centri vitali, le isole del Dodecanneso, nel mare Egeo, fra cui la più importante è Rodi. Pertanto dal porto di Tobruk, vicino a Bengasi, salpa un corpo di spedizione di 9.000 uomini al comando del tenente generale Giovan Battista Ameglio, di cui fa parte il 4° Reggimento Bersaglieri, che per primo sbarca a Rodi il 4 maggio 1912 e dopo aver respinto una forte reazione turca issa la bandiera italiana sul castello dell'isola. Dopo alcune battaglie, tra le quali quella di Psitos, dove rifulgono l'audacia e la celerità dei bersaglieri, varie isole del Dodecaneso sono occupate e saldamente in possesso del corpo di spedizione. Per rappresaglia, il governo turco espulse tutti gli italiani dall'Asia Minore, tranne preti, suore e vedove, dando loro solo 15 giorni per regolare i loro affari. La Turchia, battuta in Libia e nell'Egeo, chiede la pace, che viene firmata a Losanna, in Svizzera,
il 18 ottobre 1912. Con il possesso del Dodecanneso e della Libia, l'Italia ottiene un miglior posto nel Mediterraneo fra le grandi potenze. Si conclude il 12° incontro con la storia d'Italia.